libero per ascoltare. Va ora in onda Chilometro Zero, agricoltura, pesca e ambiente, a cura di Lorenzo Viviani. From your TV set, you will obey me while I lead you and eat the garbage that I feed you until the day that we don't need you. Don't go for help, no one will heed you. Your mind is totally controlled. It has been stuffed into my mold, and you will do as you are told until the rights to you are sold. That's right, folks. Don't touch that dial. Well, I am the slide from the video, moving along on the living room floor. I am the slide from the video, can't stop the slide, people look at me go. I am the slide from the video, moving along on the living room floor. I am the slide from the video, can't stop the slide, people look at me go. Buonasera, a voi la linea. Buonasera a te Natalia, buonasera a tutti i radioascoltatori di Radio Libertà. Ma che pezzo mi ha messo l'Antonino. I'm the Slime, io sono la Melma, dal 1973, un album fantastico, Overnight Sensation, un album veramente da ascoltare tutto di un fiato e anche da ascoltare, vi dico cari radioascoltatori, in ordine cronologico come Frank aveva messo i pezzi, perché è un'opera che ascolti dall'inizio alla fine. Io sono Lorenzo Viviani, mentre dall'altra parte dell'etere chi c'è? L'uomo che sceglie i brani tutti i venerdì, che sceglie i brani tutti i pomeriggi, che ha questo suo timbro inconfondibile che l'ho riconosciuto in queste mattine in cui metteva dei grandi pezzi, anche da Lucio Battisti in poi. È lui o non è lui? È sempre lui. Antonino Danna. Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buonasera, siete sulle magiche onde di Radio Libertà, questo è Zoom, il chilometro Zoom, il drive time in mezzo ad agricoltura, pesca e ambiente. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata numero 1204 di oggi, venerdì 29 di maggio dell'anno del Signore 2026. Cominciamo la nostra trasmissione. Vi ricordo, date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, radiolibertà.net, fesso chi non lo legge, perché vi perdete un bellissimo giornale online dove ci sono liberamente il direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli auto da fè di Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Semivarin, videopillole e molto altro ancora. Radiolibertà.net is the place to be. 340-670-9659 per le vostre zappe o WhatsApp che dir vogliansi, oppure 0292947222
quando ve lo dirò io. E adesso, signore e signori, io ringrazio come sempre le buone parole, le belle parole del nostro Lorenzo, ma entriamo, diciamo, in argomento e anche in trasmissione. Allora, senti un po', noi stasera parliamo di grano. Di grano, cioè di palanche, il grano, no? No, non in quel senso, di grano okay. nel senso di cosa che si mangia. Del grano duro. Te come Esatto, ce l'hai il del grano come duro. Ce l'hai il grano? Come ce l'hai il grano te? E beh, modestamente, insomma, non ci siamo mai lamentati del raccolto. Detto ciò, di rimacinato ce l'abbiamo. Detto ciò, il discorso è molto semplice. Noi qui stasera parleremo della tea, che non è una signora, ma è qualcosa che a Lorenzo interessa molto e di cui si è sempre molto occupato. Cos'è la tea, Lorenzo? Vabbè, ormai i nomi si sprecano perché, insomma, ci sono vari nomi che arrivano dall'inglese. Il tè mi piace di più perché tecniche di evoluzione assistita. Ora non ti voglio magari mi sono sbagliato sull'acronimo, perché passa il tempo, ne parliamo, e insomma ci sono anche tanti nomi diversi, però praticamente sono queste nuove tecniche. Il nostro ospite, naturalmente, che è già in linea, e lo saluto e lo ringrazio. Sì. Il dottor Pecchioni, direttore del CREA. Buonasera, dottore, Foggia, grazie di sì. essere Buonasera, qui con noi. grazie a voi. Buonasera, dottore. Allora, ci spieghi lei, noi ne abbiamo già parlato tante volte anche con l'Università di Verona e abbiamo approfondito proprio il tema di queste nuove tecnologie che, riscordiamo ai nostri ascoltatori, non sono OGM, perché semmai si crea subito il pathos, il caos, e salta subito, fra parentesi, TEA sono stati ampiamente anche diciamo approvati da associazioni di categoria che da tempo comunque avevano fatto, al tempo degli OGM avevano fatto le guerre. Invece sul TEA diciamo che il TEA ha trovato tutti d'accordo e possono dare anche una soluzione, dottor Pecchioni, insomma, anche sul tema di quello che è la sfida all'utilizzo dei fitofarmaci, cambiamenti climatici. Ci dica lei qualcosa di più. Sì, beh, innanzitutto mi connetto, mi allaccio a quello che diceva lei. Sono delle modifiche migliorative all'interno, diciamo, dei geni delle piante. Se un gene viene chirurgicamente migliorato attraverso delle piccole mutazioni, non più di 20 modifiche, recita il regolamento attualmente in approvazione, che poi le rendono sostanzialmente, oltre che migliorate, anche praticamente equivalenti con le piante convenzionali. Cioè lei mi migliora, innanzitutto uno deve conoscere qual è il gene che consente, per esempio, di introdurre una resistenza. Cioè, se io vado a cambiare un semplice amminoacido, posso far diventare quella pianta da suscettibile e resistente. Quindi quel piccolo cambio lei potrebbe ottenerlo anche in maniera tradizionale, quindi o con dalla mutagenesi tradizionale, oppure con degli incroci con selvatici, e poi aspettare anni e anni prima di raggiungere il risultato. Con questa tecnologia, che è anche stato oggetto di un premio Nobel che è inventata e che non si sta usando solo nelle piante ma anche in altri settori, ci si arriva molto prima, in maniera mirata e in maniera assolutamente sicura, direi. Poi su questo aspetto, sulla sicurezza, noi ci siamo dati, poi non so, io parlo, poi mi dite voi. Vado, è sempre interessante. Sì, su questo aspetto della sicurezza noi ci siamo dati, sia come società scientifica della società genetica agraria, sia come CREA, ci siamo dati un protocollo molto stringente, secondo cui non è sufficiente dire che questa modifica che abbiamo introdotto con questa tecnologia che chiamiamo CRISPR-Cas sia diciamo sostanzialmente equivalente al convenzionale, ma andiamo anche, non sapendo leggere né scrivere, andiamo anche a fare un sequenziamento completo
questa nuova varietà per verificare che non abbia altro al di fuori di quello, cioè che non ci siano delle modifiche magari di cui non ci aspettavamo, e se le troviamo quella pianta non andrà mai da nessuna parte, verrà lasciata nel cassetto del laboratorio. Se invece passa questo disco verde, diciamo questa luce verde, potrà passare a sperimentazione in campo. Bene, intanto dottore, poi lascio la parola al collega Danna, perché è un argomento che ci interessa sempre tantissimo, e poi andiamo anche magari sul tema del grano duro, che è quello che ci interessa oggi. Però è anche una tecnica, e l'abbiamo detto più volte, che è inutile non esserne protagonisti, perché mentre sugli OGM, diciamo, si potevano identificare quando si tratta di OGM, sul TEA bisogna esserci comunque, perché comunque sia, essendo che non c'è materiale genetico esogeno, sono i marker, ora mi corregga lei se sbaglio magari i termini, Sì. però non essendoci, lo ricordiamo, non c'è materiale genetico che viene messo dall'esterno, si induce una mutazione come farebbe madre natura, ma è una mutazione puntuale, diciamo, non si va, e si riesce anche a fare così, mi dica se mi corregga, anche a mantenere le caratteristiche. Io penso adesso a un vitigno, e quindi riesco magari ad avere un vitigno resistente a una fitopatia, ma non perdendo le caratteristiche qualitative e che mi originano, non so, l'albarola o il vermentino, ecco, per capirsi. Ecco, però bisogna essere protagonisti, perché alla fine dei conti, se poi non so se il prodotto, immagino altri paesi che magari stanno studiando e lavorano su queste cose, potrebbero invaderci con prodotti che derivano da questa tecnica senza neanche, insomma, riuscire a accorgersene. Sbaglio, dottore, mi dica lei? No, innanzitutto bisogna essere protagonisti, e si può essere protagonisti, perché questa è la buona notizia, nel senso che così ultime stime, lo sviluppo di una singola varietà OGM costa circa 130 milioni di euro. Capisce bene che una ditta sementiera, un piccolo privato italiano, piuttosto che anche un europeo oppure un istituto pubblico diciamo europeo come italiano, non possa assolutamente competere su questo campo, cioè, i costi sono troppo elevati. Nella democratizzazione, diciamo, di queste tecniche è un fattore importante, cioè significa che ci sia molto spazio anche per la ricerca pubblica applicata, per l'interazione tra la ricerca pubblica e quella privata, e anche per la ricerca privata di dimensioni non eccessivamente, diciamo non da multinazionali, ecco, che sia possibile oggi per l'Italia dire la sua. E le dico di più, l'Italia è partita abbastanza in tempo questa volta, l'altra notizia positiva, grazie a quell'aggiunta al decreto siccità che già dallo scorso anno consentiva di sperimentare in campo queste soluzioni, e noi continua a essere prorogata questa norma, e quindi anche poterle provare in campo dà comunque un vantaggio anche nei tempi, e un vantaggio anche comunicativo, di poter far vedere che di fatto queste piante hanno la stessa caratteristica, gli stessi profumi, sapori, eccetera, eccetera, di quanto stava dicendo lei. Dottore, senta, ma come sta andando la campagna cerealicola in Puglia e più segnatamente anche in Italia? Anche perché, voglio dire, lei, direttore del centro CREA di Foggia, chiaramente vede anche le tendenze, le nuove colture, le nuove varietà di grano. Cosa c'è di nuovo sotto il sole? Come sta andando? Sta andando, allora, come sempre l'agricoltura è sempre sotto il sole, diciamo, quindi è sempre tutti i processi agricoli sono legati, come quelli naturali, sono un pochino legati sempre al clima, però quest'anno sta andando al sud relativamente bene, molto meglio rispetto all'anno scorso, perché c'è stato un recupero in primavera di una piovosità diffusa che ha ricostituito anche i bacini, le scorte dei bacini, e che ha consentito al grano di
grano duro di trovarsi molto bene come diciamo, dal punto di vista della crescita fino a questi caldi. Ecco, speriamo che questi caldi non abbiano nessun impatto, abbiano impatti limitati e speriamo che riesca a chiudere con una buona produzione che noi stimiamo sia un pochino superiore rispetto a quella dell'anno scorso, anche se abbiamo dei cali di superfici, diciamo, che poi alla fine, compensando queste cose, ci troveremo sempre attorno un pochino sotto i 4 milioni di tonnellate. Come sempre, come primi produttori europei, diciamo, dopo il Canada, il primo produttore mondiale, c'è l'Italia, nel senso come produzione di grano duro. E questo è fondamentale mantenerla, è fondamentale non perderla, perché insomma non vogliamo perderla, per non perdere anche, diciamo, la nostra posizione di export e di saper fare la pasta di qualità come la sappiamo fare noi, insomma. Senta, ma chiedo scusa, ma è ancora redditizio coltivare grano in Italia? La nota dolente, quella siamo dalla parte agricola, nel senso che non per volere di qualche parte della filiera, ma per il mercato mondiale ha dei prezzi bassi su tutti i cereali in generale, non è soltanto questo del grano duro. Però il differenziale tra il grano duro e il grano tenero si è abbastanza ridotto e quindi con invece costi di fertilizzanti che anche in seguito alle tensioni geopolitiche anche ultime sono schizzati, diciamo, sono a volte anche quadruplicati, per cui il costo del fertilizzante è molto aumentato, il prezzo del grano è basso e l'agricoltore è in seria difficoltà. Quindi diciamo la parte su cui bisogna fare molta attenzione è questa, quella di riuscire a mantenere il grano in Italia per approvvigionare la filiera, e questo si può fare garantendo all'agricoltore un prezzo che poi però è legato alla qualità, ma che sia diciamo un prezzo concordato con i contratti di filiera. Questi sono sicuramente uno strumento molto importante. Assolutamente, dottore, è anche riuscire a levarsi un po' dal concetto di commodity e dargli un valore aggiunto proprio per la qualità, anche, e devo dire anche un po' nei controlli. Naturalmente noi siamo campioni, ma anche si sente molte volte le notizie di magari anche grano che viene da altri paesi con percentuali o comunque con dei residui che invece, insomma, a norma nostra di legge sono già elevati. Però ecco, le faccio una domanda. In tutto questo, come sul grano c'è sempre la leggenda, chi ci confermerà lei magari, sul tema di come si è arrivato al nostro grano in questo momento, quindi le mutazioni che sono state indotte alla pianta bombardandola con le radiazioni. Adesso il meccanismo sarebbe meno casuale, perché lì giustamente era, diciamo, si provava, si andava a prove. Coi te, che risposte potremmo dare sul grano duro italiano? Guardi, allora possiamo dare delle risposte, diciamo, queste TEA ci devono venire, non sono l'unico strumento, chiariamoci, non è che insomma, non sono una bacchetta magica, quindi togliamoci questo dalla testa e le TEA da sole non basteranno. Però sono un altro strumento per portare in maniera mirata, per esempio, delle resistenze a malattie. Se io ho una pianta di grano duro che è resistente alle ruggini, in maniera orizzontale, quindi a più razzi o più specie, posso sostanzialmente portare quel plus più 5%, 10% in produzione senza dover utilizzare degli ecofarmaci, che se invece nell'anno di grande infestazione, quest'anno non è un anno di grande infestazione, ma nell'anno di grande infestazione, se non tratto ho questo calo di produzione con i fitofarmaci, avere delle piante resistenti attraverso le TEA significherebbe avere delle varietà resistenti, significherebbe trattare meno. Ci sono tantissimi altri caratteri di cui si potrebbe parlare, primo fra tutti è quello del miglioramento dell'uso dell'azoto. Il concime principale che si usa
nel grano duro è concime azotato. Quindi se noi avessimo le piante di grano in grado di, per esempio, di favorire alcuni meccanismi del suolo per cui si risparmierebbe anche attraverso i microrganismi del terreno, quindi questa alleanza pianta-microrganismi, si risparmierebbero concimi azotati, si avrebbe un grano che consente una qualità costante anche spendendo meno fertilizzanti e spendendo anche meno in lixiviazione dell'azoto, quindi in inquinamento da parte di azoto da parte dell'agricoltura. Antonino, ci Allora, sei, non dottore, ci io la sei? voglio Ok. ringraziare. Ci sono, sì, dottore, la No, voglio non ti ringraziare sentivo. del suo tempo e al piacere di risentirci presto intanto. Va bene, grazie a voi per avermi dato la possibilità di parlare in modo così molto colloquiale di queste cose che speriamo belle che ci attendono. Ma guardi, dottore, le Speriamo. facciamo già l'invito, se magari a stagione conclusa, magari con 2 dati in più alla mano, magari la commentiamo insieme, anche perché insomma è sempre bello anche portare dei temi che magari sono delle cifre, ma dovremmo essere un po' più consapevoli delle nostre produzioni, anche poi per condizionare, devo dire la verità, la nostra mission, anche un po' i nostri radioascoltatori nel scegliere prodotti di un certo tipo di filiera. Grazie al dottor Pecchioni, alla prossima allora. Grazie a voi, buona trasmissione, saluti. Grazie, arrivederci. Oh, Allora Antonino, caro Lorenzo, insomma, è granosia, direi, e no? grano sia, soprattutto duro. Questo sicuramente. Alle 17:54 minuti e 23 secondi noi continuiamo a meditare sul grano e andiamo in pausa, dopodiché alle 18 arriva liberamente con il direttore responsabile Giovanni Sallusti E dopo che famo? E dopo che famo facciamo un po' di di rassegna rassegna stampa. stampa. A proposito, permettimi, grazie alla nostra Lina Fiordellisi che è stata il nostro gancio per questa intervista di stasera. Grazie ancora. Alin numero 1 sempre. Per Ci la sentiamo pazienza dopo, allora. soprattutto. A dopo. Avete ascoltato Chilometro Zero.